produttori, eccoli qua. Ottavio Iemma, Alessandro Parenzo, Salvatore Samperi. L'incontro con Salvatore è stato un incontro straordinario, me l'ha presentato Silvio Clementelli, perché Silvio Clementelli aveva visto i suoi film ed era nato in lui un interesse per questo giovane regista che aveva fatto Grazie Zia, che ebbe un risultato importante, e poi aveva fatto dopo Grazie Zia mi pare 3 o 4 film che non erano andati bene, però Clementelli, che non era un produttore stupido, era intelligente, vide tutti i film di Salvatore e disse: questo qui sicuramente ha delle carte importanti da giocare, e gli fece un contratto, lo chiamò. Siccome io lavoravo da tempo con la Cresi, mi fece leggere un copione che Salvatore gli aveva dato, che si chiamava Beati i ricchi, che lui aveva scritto con Aldo Lado, mi pare che sia Aldo Lado, perché io lo leggessi e dicessi un parere sul copione, eccetera. A me il copione non piacque, per la verità, lo dissi anche a Silvio, e Silvio disse: vabbè, rivediamo, mettiamoci le mani insieme. Però io in quel momento lavoravo per Silvio a un altro film e avevo anche un impegno con la televisione, per cui non potevo proprio metterci le mani. Loro volevano farlo presto, chiamammo tutti d'accordo assieme Sandro Continenza, che aiutò Salvatore a rimediare in qualche modo a quelli che erano gli errori del copione. Okay. E poi lui fece questo film, che non andò molto bene, questo film. Mentre lavoravano a questo film, però decidemmo, perché Silvio aveva un contratto di più film con Salvatore, di cercare un'idea sia per lui che per la Laura Antonelli, che era sotto contratto, come vi ho detto, con la società. E allora cercavamo questa idea, venne fuori questo soggettino che poi abbiamo letto e scartato del tutto per impiantare su questo spunto un'idea, una storia completamente nuova. È nata Malizia. Povera Margherita. Grazie. Cavaliere, posso cominciare a fare qualche cosa? Sì, di là a dire 2 preghiere a Margherita, che lei ne avrà tanto piacere. Sì, posso pregare anche qua. Matteo viene direttamente al Camposanto. Non lo so. A me fecero leggere, Silvio fece leggere un soggetto che portava alcune firme, una delle quali me la ricordo, che era quella di Augusto Caminito, che è un produttore, autore, regista, scrittore di cinema, che adesso non so se ancora lavora, funziona ok, che però era un brutto soggetto, che raccontava la storia di un ragazzino viziato di una famiglia borghese che tentava di schiavizzare sessualmente una servetta piacevole, avvenente, addirittura la minacciava con una pistola del padre, insomma, cose così un po' trucide. A noi il soggetto non piaceva, però piaceva lo spunto che c'era di questo rapporto tra il ragazzino e la cameriera, e cerchiamo di raccontarlo nel contesto di un'analisi, chiamiamola così, sociale, un po' più autentica. Sappiamo tutti che è tradizione antica delle famiglie piccolo-borghesi e borghesi soprattutto del centro-sud, ma forse anche di altre zone dell'Italia, che l'iniziazione sessuale dei ragazzi fosse affidata alle cameriere in qualche modo, alle cameriere piacenti, eccetera. Che cos'è questo? Fa finta di non capire lui, con tutti quei giornalacci che ti nascondi nel comodino. E posalo che si rompe. Ma non ti stringe? E a te che te ne importa se mi stringe o non mi stringe? Ma se non te lo mettessi, non staresti più libera? Non staresti meglio? Questi sono affari miei. Silvio aveva un rapporto fisso con l'Antonelli, che aveva già fatto per la Cresi un film con festa campanile che si chiama Il Merlomastro, al quale io tra l'altro ho anche collaborato, che aveva segnato anche quello un grande successo più all'estero che in Italia. Era andato benissimo in Francia, anche criticamente in Francia, però era andato molto bene anche in Italia. Fu lanciato con un manifesto che è passato alla storia dei manifesti, voi ve lo ricordate, quello del fatto ricavato da un'idea fotografica di Man Ray, eccetera, di violoncello, eccetera. E quindi aveva un contratto con Laura, che era un contratto per 3-4 film, cercava un'idea nuova per lei e si pensò subito che quella fosse l'idea giusta per Laura. Abbiamo pensato a lei fin dall'inizio, per quello che mi ricordo io, proprio non c'è passato per la mente nessun altro nome femminile.
Momo invece fu una scoperta di Salvatore, mi pare che abitasse addirittura vicino, fu un singolare segno del destino, perché Momo secondo me è una delle chiavi del successo del film, oltre a Laura. Spiavo anch'io, ecco. Perché mi è entrata nella testa, capisci? Non riesco a farmelo uscire. Margherita, che forse mi hanno fatto una fattura. Tu dici di no? La scelta del protagonista non fu così facile. Noi, Salvatore e io, avevamo sempre pensato a Turiferro come interprete ideale del padre di Momo, ma quando andammo a portare il copione a Fulvio Frizzi, che era il direttore della Cineriz, la società che poi ha distribuito il film, un uomo da un naso finissimo, che subito annusò il colpaccio commerciale, si preoccupò di dare a questo progetto, al quale teneva molto, nel quale credeva molto, anche il supporto della presenza di un attore grosso, di quelli che già garantivano in qualche modo i risultati commerciali. E lui decise di mandarlo a Sordi, a Gassman, a Tognazzi e a Manfredi per vedere come reagivano. Salvatore e io stavamo nell'ufficio di Frizzi con Clementelli aspettando l'esito delle sue telefonate di controllo e ci guardavamo in faccia e pregavamo solennemente il Signore che fossero 4 rifiuti, perché facevamo il discorso per dire se c'è uno di loro dentro e il film va bene sarà un ennesimo successo di Sordi, di Manfredi, di Tognazzi o di Gassman. Se invece non c'è un attore di grande chiamata come questi 4 qui, il successo sarà più nostro, sarà più del film, e quindi speravamo che rifiutassero tutti. Per fortuna rifiutarono tutti, tutti quanti dissero di no, e quindi alla fine Fulvio Frizzi si dovette rassegnare a dire beh, il più bravo fra quelli che non sono famosi è sicuramente Turiferro, chiamiamo Turiferro. E credo che Turiferro abbia dato il suo bravo contributo al risultato, l'attore di classe, insomma. Scritto il copione, scritta la storia, in una specie di stato di grazia, devo dire, che ci ha illuminati tutti, perché poi questi risultati qui nascono solo quando non si sa per quale motivo al mondo tutto funziona meravigliosamente bene, i rapporti personali, il produttore, il regista, lo sceneggiatore, tutti sono uniti da una specie di stato così che io chiamo di grazia, insomma, di una luce misteriosa che li accompagna e li spinge. È nato tutto molto facilmente, abbiamo lavorato 2 o 3 mesi al copione, molto spesso nella villa di Silvio a Zagarolo, quindi anche lui partecipava qualche volta alle sedute, ci divertivamo molto, devo dire, a fare questo film. Poi dopodiché, una volta scritto il copione, non c'è stati grandi cambiamenti, non ci sono stati ripensamenti, non ci sono state aggiunte o sostituzioni, è venuto fuori così proprio bello, liscio, tranquillo. Scrivemmo prima un trattamento, poi venne ad aiutarci un amico di Salvatore che era Parenzo, che era un ragazzo molto intelligente, era ed è tuttora che è un uomo che lavora, però ha pensato, credo, ha valutato che il lavoro di sceneggiatura non portasse a grandissimi risultati, ha preferito a un certo punto mettersi a fare il produttore ed è un produttore di successo. Malizia fu un risultato proprio del tutto assolutamente eccezionale. Nell'America del Sud ha avuto successi clamorosi. Pensi che io ho un nipote che fa il cinema in Brasile. Beh, sono 3 anni che lui prova e mi dice: zio Ottavio, aiutami a trovare, ad acquistare i diritti di Malizia, perché noi vogliamo fare una versione brasiliana attualizzata con attori brasiliani, eccetera. E io ho cercato di aiutarlo, ma questi diritti non sono più della Clesi, appartengono alla Warner, la quale Warner pare che sia inavvicinabile dal punto di vista proprio delle richieste finanziarie, eccetera. Quindi, per dire, ha avuto un tale successo che lì ci sono produttori che vorrebbero rifarlo e poi non so in quali altri mercati, ma insomma America del Sud tutta, Stati Uniti anche, e poi Europa, sì, insomma è stato proiettato dappertutto, è stato dappertutto apprezzato e ha avuto risultati economici, credo, importantissimi. Le dico, abbiamo, penso, fatto la fortuna economica del nostro amico Silvio, proprio gli abbiamo dato una bella sistemata.